Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Semplice Mercato. Batman napoletano, come state? Io spero tutto bene. Allora, oggi in questo video andremo a parlare di notizie di calcio mercato. Andremo a parlare di alcune notizie di calcio mercato. Allora, prima di incominciare a parlare delle notizie di calciomercato, io vorrei dirvi che il 6 luglio ci sarà la presentazione delle prime due maglie del Napoli per la stagione 25-26, cioè per la stagione 26-27, scusate. Da quello che si dice, che trapela sui social, ovviamente io su questo ambito non so niente, sui social si dice che ci sia un piccolo riferimento, lo stile è lo stesso della stagione 23-24, no, 23-24, scusate, della stagione 24-25 se non sbaglio. Non mi vorrei confondere, e lo stile è quello. Poi i colori, lo stemma e tutto dovrebbero essere quelli là delle prime maglie del Napoli, quindi parliamo dello stemma col cavallo e tutto, delle prime maglie, proprio delle primissime maglie. Vabbè, direi di non allungarci troppo. Allora, partiamo subito con Mario Gila, che come già sappiamo che è il prescelto per la difesa del Napoli. Il giocatore sta spingendo con la società lui non vuole restare, da quello che si è capito, non vuole restare alla Lazio perché vuole andare a giocare la Champions League. Ci sta in corso in queste ore, ci saranno le trattative sullo stipendio del calciatore con l'entourage e tutto. Poi Genoa e Parma, sia Genoa che Parma sono su Fazzini. La Fiorentina, ovviamente i primi contatti sia per il Genoa che per il Parma con il giocatore e tutto. Poi Verona e Pisa sono su Stefano Di Mario della Virtus Entella. Poi Milan che ha diversi nomi come papabili allenatori, come possibili nuovi allenatori, come quello di Ruben Amorim, ex Manchester United e Sporting Lisbona, e Mattias spero che io lo tengo scritto, provo a leggerlo, Mattias Joisle, penso che si pronunci così, poi ditemelo qui sotto nei commenti. Poi sempre Milan, il possibile direttore sportivo del Milan sarà Azek. Poi nazionale, parliamo di nazionale un po', visto che in questi giorni si tengono i mondiali. La nazionale italiana ha puntato come allenatore Roberto Mancini. Poi Lewandowski è nel mirino del Chicago Fire. In questi giorni sta andando, è partito per l'America, non solo per per il mondiale, ma non mi ricordo se la Polonia gioca il mondiale, se non sbaglio sì. Poi vabbè, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E oltre a questo
vorrebbe visitare il centro sportivo del Chicago, e poi discutere con il club, per lo stipendio e tutto. Poi c'è da smentire un paio di notizie come quelle di Rodri al Real Madrid. Non c'è stato alcun contatto sia tra Manchester City e Real Madrid né tra Real Madrid e Rodri. Da quello che travela, il Manchester City vuole cedere, ha messo nella lista trasferimenti Rodri. Però deve arrivare ovviamente l'offerta giusta per il CDC, che ha vinto il pallone d'oro. Poi un'altra notizia che c'è da smentire è quella di Hendrik all'Inter. Al momento Real Madrid vuole tenere il talento brasiliano, e nell'Inter ha tenuto dei contatti di recente con Real Madrid per il giocatore né con l'entourage del giocatore. Poi Atalanta su Yashari, c'è però da capire se il Milan è su, c'è da vedere se il Milan vuole che il giocatore se ne vada, tra virgolette. Dobbiamo vedere se il Milan lo mette in lista di trasferimenti. Poi il Nottingham Forest ha offerto circa 25 milioni di euro per Davide Frattesi, però l'Inter ne vuole 30. In pole se c'è sempre il Napoli. Continuano i contatti tra Atletico Madrid e Cucurella. Poi c'è il Wigo che vi devo dare. C'è quello di Bernardo Silva. Bernardo Silva, tu Real Madrid. Here we go. Bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Ciao, aiuto.